Siamo tornati in studio, continuiamo con la presentazione dei candidati, è la volta di Fratelli d'Italia, il capolista di Treviso, un neofita della politica, andiamo a conoscerlo. È una delle facce nuove nelle liste pro Zaia. Certo, ho ricevuto, diciamo così, questo invito che ho raccolto veramente con grande entusiasmo, perché credo che ancora nella politica con idee nuove, con grinta, con voglia di fare si possa ancora migliorare la situazione, che sicuramente è pesante, i cittadini ce lo dicono che è veramente pesante. Si rinnova la politica con facce che si sono già viste, perché lei è una faccia nuova, ma il candidato Zaia si ripresenta alla presidenza del Veneto. Beh, diciamo che innanzitutto è l'unico credibile, è l'unico che dà queste garanzie per una sicurezza nel Veneto, un rilancio dell'economia, un rilancio dell'occupazione, comunque tutti questi problemi nel candidato Luca Zaia io vedo che possiamo portare avanti e risolverli, e il Veneto può diventare veramente un trampolino per tutta l'Italia per portare avanti queste novità. Lei non è un politico, da dove arriva e perché ha deciso di scendere in campo? Allora, io arrivo dal volontariato, sono vicepresidente regionale dell'AIDO, sono segretario dell'Usarci Agenti di Treviso, agenti di commercio, e ho sempre svolto, diciamo così, un lobby di arbitro di calcio a livello regionale. Questo ha fatto sì che di interessarmi in politica, perché noto che ci sono in questi ambiti molte cose da portare alla politica, molte cose da portare all'amministrazione, e diciamo così è sempre stato un piccolo hobby la politica che mi sarebbe piaciuto sempre condividere. Il suo impegno personale come Fratelli d'Italia per la circoscrizione di Treviso quale sarà? Quale obiettivo vuole centrare? L'obiettivo prima di tutto è di essere la voce dei cittadini in regione, questo innanzitutto, perché il politico staccato che non si fa vedere per tanto tempo, questo è un qualcosa che ho sempre ripudiato, quindi questa sarà sicuramente una delle cose che saranno in cuor mio da portare avanti. Lei ha detto che è presidente dell'Associazione di Agenti di Commercio, quindi credo che abbia a cuore anche le partite IVA? Sì, sono segretario di Agenti Treviso, non presidente Zanchetta, ma comunque sì, le partite IVA. Il problema è molto forte, perché l'imprenditoria, ma non solo quella degli agenti, quella delle imprese, degli artigiani, soffrono tantissimo. Il nord-est è stato un veicolo molto importante nell'economia, adesso sta patendo tanto perché ci sono delle politiche fatte a livello governativo che sono sbagliate, quindi bisogna riprendere in mano il tutto, perché bisogna dare credibilità, dare quella forza necessaria perché le forze lavoro non vadano all'estero, perché qui veramente siamo in un momento di grande difficoltà. Pensando all'alleanza Fratelli d'Italia Lega Nord e a due temi, federalismo, autonomia e indipendenza, che non sono mai stati nelle note di Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia. Lei è un neofita, però secondo lei c'è stata un'evoluzione? I due movimenti possono parlarsi, anzi essere alleati? Certamente, siamo alleati perché noi crediamo fermamente non solo all'Italia, perché come nazione, ma abbiamo tanti esempi all'estero, dalla Germania, tanti, che si può fare un federalismo sano e proprio alla portata del cittadino, quindi guardiamo al cittadino, quindi un'alleanza giusta con Lega Nord e Indipendenza ci sta tutta. Favorevole al taglio dello stipendio dei consiglieri regionali, qualora lo diventasse consigliere regionale? Certo, perché secondo me si deve partire già dalle piccole cose, dare dei segnali importanti come sono i vitalizi, ma ci sono tanti altri punti che sono da rivedere, perché i tagli non devono essere solo in una direzione, ma ci sono tanti ambiti dove poterlo fare. Lei li ha già individuati, mi pare di capire? Sì, ho detto appunto i vitalizi, ma possono essere tante altre cose che diciamo dopo d'accordo con gli alleati, perché bisogna sempre parlare d'insieme e non da singoli. Ed ora un'altra lista che appoggia come candidato alla presidenza del Veneto Luca Zaia, Indipendenza Noi Veneto, che tra l'altro era stata esclusa e riammessa. Vi lascio alle interviste e vi do appuntamento a domani con 7 in punto. Arrivederci. Fabrizio Comencini ha un percorso politico preciso. Perché questa scelta? Beh, noi abbiamo scelto di metterci assieme, cioè di fare un raggruppamento di vari movimenti indipendentisti per cercare di
portare il voto utile per l'indipendenza, e il voto utile per l'indipendenza è quello con Zaia, quindi col candidato presidente Luca Zaia, che ha sostenuto e voluto il voto per approvare la legge che indice il referendum consuntivo per i veneti, insomma. Ecco, questa legge, che è la legge 16, è stata votata in Consiglio regionale l'anno scorso, proprio di questi periodi, in giugno, ed è stata, è diventata legge della regione. Quindi grazie a questo intervento avremo lo strumento per chiedere cosa ne pensano i veneti. E quindi con Zaia, non con la Moretti, non con altri, perché questi invece hanno votato contro anche l'autonomia alle ultime riforme costituzionali che sono in percorso, diciamo, alla Camera e al Senato, e quindi noi siamo con lui. Cosa dire all'elettorato? Proprio dal suo personale punto di vista, Fabrizio Comencini ha avuto una storia travagliata anche all'interno della Lega, adesso Fabrizio Comencini sostiene una persona che è vicina a Salvini, per cui è vicino a quello che è la Lega lombarda. Beh, innanzitutto il percorso di Zaia non è proprio quello di un percorso di un uomo di partito, lui è espressione della Lega Nord, non c'è dubbio. Non so se sia vicino o non sia vicino a Salvini, noi stiamo votando il governatore del Veneto. A me piace di più presidente però che governatore, perché governatore sembra qualcosa di delegato da Roma, insomma. No, noi eleggiamo il nostro presidente, il presidente sarà il presidente di tutti i veneti, quindi della nostra lista, degli indipendentisti, della Lega e degli altri partiti che fanno parte della sua coalizione. L'importante è il buon governo del Veneto, l'importante è dare risposte effettive alla gente che è senza lavoro, per quello che è di competenza della regione, per migliorare ulteriormente la sanità, per dare sostegno agli anziani e a tutti coloro che sono più deboli nei confronti di quelle che sono travagliate vicende di questa vita, di questa crisi che sembra interminabile e che purtroppo non mi sembra che l'Italia stia cercando di risolvere. Un argomento che vi sta molto a cuore è quello della sanità. La proposta del candidato Alessandra Moretti sarebbe quella di accorpare le unità sanitarie locali o aziende USL che le si voglia definire. Come vi trova questa proposta? Ma questa proposta ci vede contrari, perché la sanità è una di quelle cose che in Veneto funzionano. La sanità veneta è una sanità di eccellenza, non si vede perché si debba andare a metterci mano in maniera così invasiva. Il numero delle USL, tra l'altro non sono 22 come ha detto Renzi, ma sono 21. Il numero delle USL non è un tabù, un totem che deve essere conservato, ma la preoccupazione è che a fronte del taglio del numero delle USL ci possa essere anche un costante taglio dei servizi, e questa è una cosa alla quale ci opponiamo sicuramente con forza. Un altro tema importante e cruciale è quello della mobilità, per cui delle infrastrutture. Il governatore Zaia ha condotto diverse battaglie, c'è stato questo colpo basso della Romea commerciale che è stata cancellata dal governo Renzi. Sì, questo è stato un colpo basso molto duro, soprattutto per il delta del Po. Era un'infrastruttura che dopo anni di battaglie eravamo riusciti ad inserire fra le priorità da finanziare. Tutti ci aspettavamo l'inizio dei lavori, la posa della prima pietra, ma si sa come vanno queste cose in Italia. Il governo Renzi, il governo della sinistra, ha deciso di cancellare questa struttura, la cosiddetta Romea commerciale, che ricordiamo in Italia è la seconda arteria per numero di morti. Ecco, non è solo una questione di comodità o di servizi alle aziende, è pure importante, è una questione di sicurezza. Noi siamo assolutamente favorevoli e riprenderemo la battaglia perché venga reintrodotta fra le priorità. Antonio Guadagnini, che ha un percorso anche politico importante, è stato protagonista di tante battaglie in questi ultimi anni come sindaco. Che cosa è rimasto di quell'esperienza, che era un'esperienza importante anche dal punto di vista fiscale? Sì, è rimasta tanta delusione ed è il motivo per il quale ho pensato che non c'è altra soluzione che abbracciare l'idea dell'indipendenza, che sembra una soluzione radicale, ma in effetti è l'unica praticabile. L'esperienza come amministratore mi ha insegnato che non è possibile fare gli interessi del territorio andando a chiedere a Roma o proponendo cose anche legittime. Noi proponevamo di trattenere il 20% dell'IRPEF, cioè di una delle innumerevoli tasse che paghiamo. Allora ci sembrava la situazione drammatica, è peggiorata notevolmente negli ultimi 7 anni. Io non so come facciano gli amministratori locali a continuare a lavorare in queste condizioni. Io ho capito che pur coinvolgendo associazioni di categoria, tutti i sindaci del Veneto, abbiamo fatto un'azione di forza incredibile, ci hanno sostanzialmente ignorato e ho capito che la trattativa con Roma è impossibile e quindi l'unica soluzione che mi pare di capire è transitabile è quella di arrivare a
costituire uno Stato indipendente, proprio uno Stato indipendente, e lo si fa attraverso un referendum che deve essere indetto dalla Regione Veneto, il motivo per il quale siamo dentro a questa coalizione con Zaia, perché il Consiglio regionale ha il potere di fare questa cosa. Secondo lei Zaia è stato un buon amministratore? Assolutamente sì. Allora, Zaia è la miglior scelta in campo in questo momento, ha grandissima esperienza, ovviamente anche lui deve fare le nozze con i fichi secchi, nel senso che i tagli sono continui, lui cerca anche di darsi da fare, ma è il sistema Italia che non lascia scampo agli amministratori locali, regioni comprese. Quello che c'è da fare è subire ordini da Roma, tagli continui, tagliare di qua, tagliare per di là, tagliare servizi essenziali come la sanità, ma tutti i servizi della regione sono importantissimi, e fare di necessità virtù. Bisogna dire basta a questo stato di cose. Noi dobbiamo, con un po' di dignità, far capire a chi di dovere, cioè a Roma, che è ora di finirla. Adesso noi perseguiremo con grande determinazione la strada dell'indipendenza, e all'indipendenza arriveremo, perché i veneti stanno capendo molto in fretta che questa è una strada praticabile e che porterà alla soluzione definitiva di tutti i problemi che lo Stato italiano ci ha sempre creato da quando esiste. Lei appartiene a un'area, quella veneziana, che automaticamente l'opinione pubblica associa ad un aspetto importante dal punto di vista economico come il turismo. Finora del turismo che cosa si è fatto? Perché la regione Veneto oltretutto è una regione leader in questo settore. Sì, siamo sicuramente una regione virtuosa sotto questo punto di vista, basti pensare che in Italia si fanno circa 160 miliardi di fatturato per il turismo e soltanto il Veneto fa 25 di questi miliardi, quindi sicuramente partiamo già da un punto di vista importante. C'è anche a dire però che il Veneto, proprio per le sue peculiarità, per le sue caratteristiche, per tutto quello che può dare in termini di paesaggistica, storia, qualsiasi cosa, ha delle possibilità di sviluppo che sono incommensurabili. Oggi Venezia in modo particolare si trova di fronte ad un grosso problema, ci sono questi due comitati grandi navi sì, grandi navi no. È un problema molto tosto, è un problema che ha bisogno di essere affrontato, e dal mio punto di vista onestamente ritengo che sia difficile poter affrontare nella situazione nella quale ci troviamo oggi, cioè in questa situazione che ci vede legati a dei vincoli di bilancio eccetera eccetera. Le soluzioni ci sono in realtà, sono soluzioni che non sono così avveniristiche come uno si potrebbe aspettare. Faccio un esempio su tutti, vicino a Tokyo hanno costruito un aeroporto in mezzo all'oceano. Perché non poter costruire uno scalo anche a Venezia che possa bypassare quelle che sono le problematiche insite al passaggio delle navi sul bacino di San Marco? Quindi le soluzioni ci sono, il problema è che non ci sono i soldi per poter affrontare problematiche di questo genere, sicuramente in una situazione come siamo oggi. Senta, la parola indipendenza che troneggia insomma nel vostro simbolo, secondo lei è una parola che può essere metabolizzata dai veneti o è una parola che può spaventare? Allora, partiamo da questo presupposto. Noi siamo certi che lo Stato italiano oggi come oggi sia riformabile sotto molti punti di vista, da quello puramente economico, che è un dato di fatto. Per quante tasse ci possono essere in questo momento che vanno oltre il 70% tra dirette e indirette, il debito pubblico aumenta. Se fosse un'azienda sarebbe fallita chissà quanti anni fa, per cui già di per sé questa è la base del problema. Ma l'indipendenza in realtà, che molti considerano un termine utopico, in realtà è molto più semplice e più facile di quanto uno non si possa aspettare. Ci sono dei percorsi giuridici, legali, che ci possono portare all'indipendenza senza stravolgimenti di alcun tipo. Lei parla appunto dal punto di vista di una realtà produttiva come Treviso importante, ma andiamo ad abbracciare tutto il Veneto, un Veneto tanto più produttivo quanto più in sofferenza in questi anni di crisi. Beh, effettivamente è così. Io vengo dal magico nord-est, la provincia di Treviso, che ha avuto un boom economico, 20 anni di boom economico eccezionale, e di conseguenza siamo stati i primi a soffrire di questa crisi, che è una crisi temporanea, è una crisi mondiale, voluta o non voluta da certe multinazionali. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Noi stiamo patendo, specialmente nella provincia di Treviso, più delle altre province venete di questa situazione, e chi non lavora per neanche l'Europa, per fuori al mercato mondiale, non riesce ancora a reagire a questo stato di cose. Per concludere, perché Luca Zaia? Ma Luca Zaia perché è un leader, io lo considero un leader, ci conosciamo da tanti anni, vive vicino tra l'altro al mio paese, io sono da Marino, lui abita adesso a San Vendemiano, a Medicotti che è San Urbano, quindi è sempre stato un leghista coerente, lo considero una persona efficace nonostante gli attacchi. Adesso ha portato delle eccellenze per quanto riguarda il Veneto, soprattutto in primis la sanità, siamo in primi in Italia come sanità, quindi votare Luca Zaia vuol dire votare la continuità per il bene di noi veneti.
Leopoldo Botero, Indipendenza Noi Veneto per Zaia, una denominazione che indubbiamente può indurre in confusione con Indipendenza Veneta, ma avete vinto i ricorsi. Sì, rischiavamo di essere vittime di fuoco amico, diciamo che il Tribunale ha riconosciuto la grande differenza grafica tra i due simboli e in più i sostantivi in questo momento qua, un po' come Democrazia Cristiana e Democrazia Proletaria a suo tempo, sono patrimonio di tutti, non sono patrimonio solo di un movimento. Comunque ci presentiamo in una coalizione che vuole andare al governo, quindi pensiamo anche alla governabilità, pensiamo di fare passi in avanti veri e concreti con l'obiettivo dell'indipendenza, perché questa è l'unica strada che ci può portare fuori dal caos che c'è in Italia, che può dare sicurezza ai pensionati, sicurezza di futuro, sicurezza economica in un ambito e una visione europea che per funzionare deve avere una grande Europa con piccoli stati. Lei è in lista nella circoscrizione di Venezia. Quale sarà il suo preciso, specifico, individuale contributo qualora fosse eletto consigliere regionale? Mi occuperei di diverse cose come tutti, ma avrei a cuore, al di là dell'indipendenza, la sorte dei più poveri, di quelli che non hanno reddito, perché in questo momento qua tutti stanno pensando agli 80 euro a chi ha il reddito basso, ai 35 euro per gli immigrati, però le nostre famiglie che rimangono senza reddito perdono la casa, vivono in macchina e quello è il primissimo problema da risolvere, perché bisogna stare attenti in un momento di crisi a non perdere la coesione sociale. Il termine indipendenza, volete quindi l'indipendenza, l'autonomia esattamente come Indipendenza Veneta, allora perché non allearvi con loro? Beh, questa è la domanda che va fatta all'avvocato Morosini, però voglio dire, loro hanno pensato di correre per raggiungere il 51%, noi gli auguriamo un grande successo, perché poi tutti quelli che non sono indipendentisti ci conteranno assieme, secondo me, ed è bello, sarebbe bello fare un grande risultato. C'è un gruppuscolo che sta anche con la Moretti, anche se la sinistra in Italia stranamente è contraria all'indipendenza, che in Europa è patrimonio proprio della sinistra. Noi facciamo questa corsa perché abbiamo una visione concreta, vogliamo l'indipendenza per via legale, per via democratica e in modo intelligente e virtuoso, senza creare problemi a nessuno, seguendo quello che è stato il percorso della Groenlandia, della Slovacchia, del Montenegro, di tutti quelli che hanno applicato gli accordi internazionali nell'ultimo decennio. Quindi fare le cose bene, con una prospettiva seria, con un programma vero e governando contemporaneamente la situazione attuale. Utopia o realtà? Al di là di un referendum consultivo, perché il risultato politico poi può spingere verso degli orizzonti di dipendenza, ma per avere la vera indipendenza bisogna riformare la Costituzione, insomma non è un passaggio così facile. Allora, che non sia facile lo sappiamo, ed è per questo che abbiamo scelto una via attraverso la governabilità, però non serve riformare la Costituzione, perché l'Italia ha sottoscritto tutti gli accordi internazionali, compreso quello famoso di New York, che riconosce l'autodeterminazione, quindi attualmente con le leggi vigenti noi possiamo andare, se vogliamo, a questo referendum. Poi è chiaro che al governo stanno remando contro, ma andremo più avanti. Adesso abbiamo passato, come si dice, la consulta, andremo a livello internazionale, perché è un diritto fondamentale garantito da tutti questi accordi che, in base alla stessa Costituzione, hanno il valore di leggi costituzionali.